ha bisogno di grandi presentazioni il parco divertimenti più grande d'Italia, conosciuto e visitato ogni anno da turisti di tutto il mondo. Gardaland, sulla sponda veronese del meraviglioso lago di Garda, riapre a marzo la stagione 2017, con tante fantastiche novità. Ci anticipa qualche sorpresa il direttore marketing del parco, Luca Marigo. Quest'anno lanceremo Shaman, le montagne russe con la realtà virtuale. La realtà virtuale è un fenomeno molto trendy, emergente nel settore dell'entertainment, perché l'utente può vivere delle avventure meravigliose in mondi paralleli. Shaman offrirà quindi una avventura virtuale ambientata nel mondo degli indiani d'America. Più nel dettaglio, attraverso un rito sciamanico, i nostri ospiti potranno essere lanciati un volo spettacolare nel mondo degli spiriti degli indiani d'America. All'interno di questo mondo potranno incontrare spiriti malvagi, ma anche spiriti guida che li difenderanno nel loro viaggio. Tradotta in numeri, Gardaland conta 3 milioni di visitatori, più di 400.000 metri quadri di superficie, 8 aree tematiche, oltre 40 attrazioni, 8 teatri e aree spettacolo, 2 hotel, 30 punti ristoro, ma anche centinaia di posti lavoro. Dal punto di vista dell'occupazione, Gardaland dà impiego a circa 200 dipendenti a tempo indeterminato. Ma durante la stagione questi numeri crescono molto. A marzo, poco prima dell'apertura, infatti, assumiamo circa 800 dipendenti stagionali, occupati presso le attrazioni del parco, occupati presso la ristorazione, gli hotel, l'acquario e così via. Ma poi, prima dell'alta stagione, quando il parco estende il suo orario di apertura fino alle ore 23, assumiamo ancora dipendenti stagionali. La superata soglia del 1 milione di follower su Facebook suggerisce agli addetti del parco che l'attenzione alla comunicazione multimediale e social è fondamentale per consolidare una già forte immagine e mantenere un rapporto vivo e diretto con il cliente. E Facebook ormai è diventato uno strumento per noi fondamentale di comunicazione e di lancio delle nuove attrazioni, e lo impieghiamo in maniera massiccia, affiancandolo a quelli che sono i mezzi di comunicazione tradizionale come la TV, la radio e le affissioni. Inoltre investiamo sul digitale attraverso campagne di comunicazione per vendere pacchetti vacanza che comprendono sia soggiorni presso i nostri 2 hotel che ingressi al parco e all'acquario.